Откар so bili otroci, ko so sjekli travo po sanažetih, ko je končala neki travnik, neka sanažet, tam je bila meja, tista je bila meja iz trave, se je pustilo ščet, trave se je ne posijeklo, in tista je bila meja. Se pravi, tam je bila neka družina, gospodinja tega sveta, na drugi kraj pa druga. Se pravi, da meja ločuje. Meja v zgodovini imela več pomenov, recimo, je politična meja, jezikovna meja, ekonomska meja in tako naprej. Mi jo poznamo še bolj natanko kot politično mejo, ko je nastala tle na naših gorah, že v začetku 15. stoletja, meja med Beneško republiko in Avstrijo. Potlej meje so vsake sorte, tudi ko so politične meje, gospodari nekega sveta imajo svet na drugi strani meje. In že v starih časih, že pod Avstrijo, so imeli ljudje pravico hoditi obdelovati svoje posestva na drugo stran meje. In to se je zgodilo tudi po drugi svetovni vojni, ko je nastala tista trda meja, tista železna meja, ki ni prepustila nobenemu iti čez. Ampak so že malo let po letu 47 uredili tako, da ljudje imajo pravico iti tudi na drugo stran meje, če tudi bila tako trda. Recimo, da še posebej v naših krajih ljudje niso hteli poznati meje. Kot je bilo v Čeplečiščah, tako tudi v drugih krajih so delali isto, v Dreki, na Kolovgradu in tako naprej. In tudi, še veste kaj, niso poznali mej, ko je šlo za kontraband. Oziroma so vedeli, da bi ne smeli. Oni so držali tiste stare navade in so nosili blago na en kraj, na drugi strani meje, tako da so se pomagali tudi na tisto višjo. Sem tle v Čeplešišču pred Muhorovo hišo, a vam povem ljudsko pravdo. Enkrat vsaka naša vas je imela svojo komunijo. Vsi naši te stari, vsi naši kmetje so lepo poznali, ker je bil svet od tiste vasi. Ma vseglih večkrat naši ljudje so se kregali s tistim najbolj bližnji vasi. Vsak je gledal, kjek več sveta pritehniti za svojo vas. So bile taki, je bil svet zajti na popoju, zajti sa nožeta, po gozdu in za na pašo. In tako tle v Čeplešišču ljudje so imeli tolo komunijo, ki sta čeprot Livku, vas Livek. In most tle z Čeplešišča je gnunjega krave na pasu, čeprot Livku, dol pod potok, kjer je huda dolina. Kar je prišel dol, je zagledal, da most z Livka je imel tu krave in je pasu krave. A sta se začela kregati, če kaj bil ti svet. Ta z Čeplešišča goril, je naš tel svet. Tista z Livka pa je goril, ne, tala komunija je naša. Tako sta se hudua, angardua, močno kregali, da tel most z Livka je vzel koso. Tel tle z Čeplešišča je vzel parunčejo. Malo je manjkalo, da sta se njesa udarila, kar je vzel rončejo in je odrezal rep od jedne krave. Hitro se je ustrašil tel most z Livka, je poklical krave in je gnul gor prot. In tako, ki so daleč, on popot je zavekal daleča. Tolo tle jo plačas. Ja, most se je vrnil domov, je bil en dan, ki so listje grabiti gor po senožetah nad vasjo. In je bilo doma, in žena in otroci so šli za njim.
Ker se je vrnil domov, je že videl oddelečade do vas, je bil nek kadiš. Ampak, ki so se bližali, bolj so videli, da je vas je zagorjela. Tenče so imeli vse hiše strehe slamove, tako da je ogenj je hitro parjel in hitro je zagorjelo vse. Pravijo, da vse hiše so zgorjele. Samo tala tle, kjer se je Muhorova hiša, je ostala s streho slamovo. Od tisti dan naprej, potlej, ki je ratala tala velika nesreča, so začeli naši ljudje delati korca doma. In vse naše hiše so začele biti streho s korcami. Tako so bili bolj sigurni, da ne bo nazaj taka nesreča. Tala pravca, tala resnica, za knje pravca, je šla le naprej. Teli ljudje med Čeplesišče in Livka so se le naprej tožili, tako da en dan so hteli priti do pravde, do sodišča. A na tu so se zbrali neki možje, ki so bili za pravico Čeplesišču in za pravico Livška. A tu so morali paršežati. Paršežata, da sta na vasi zemlji, pred Bogom in pred Evangelijem. Ja, so jali, mi parsežemo, da smo na nasi zemlji. Potlej sodišče je prasil pa priče od Čeplesišč. Vi parsežata, da sta na vasi zemlji, pred Bogom in pred svetim Evangeliju. Ljudje s Čeplesišč niso vedeli, kaj dopovedati. Tako da tel sodišče je dal pravdo telim ljudem iz Livka. Kar so prišli von so sodišča, teli ljudje iz Livka so se zul kospe in so vesul v kospe zemljo, ki so imeli. Tako da zares oni so bili na njih zemlji. Tala nesreča, ki se je zgodila tle v Čeplesišču, kaj sem mi povedal, da je bila 9. aprila leta 1868 leta. In od tega do današnji dan tle v Čeplesišč imajo vsako leto maso za ne pozabiti tolo nesrečo, imajo držo šele tolo obletnico. Il concetto di confine è ambiguo. Da una parte divide e dall'altra parte unisce, perché senza confine non c'è unione, ma non c'è neanche divisione. E questo è un concetto ambiguo, ed è un concetto ambiguo anche per il fatto che può essere aperto e può essere chiuso. Quindi il confine aperto favorisce gli scambi, il confine chiuso blocca gli scambi e diventa cortina di ferro come è diventata dopo l'ultima guerra mondiale. Noi conosciamo molto bene i problemi di confine, siamo nati sul confine. Diceva uno storico, guai alla gente che nasce sul confine, perché la gente che nasce sul confine subisce tutte le angherie e tutti i soprusi anche che possono essere esercitati dall'autorità politica, ma può anche costituire un fatto positivo perché mette in comunicazione con altri mondi, con altre culture, con altre economie. Abbiamo visto questa differenza dopo la guerra, da un confine chiusissimo fino al 2007, quando abbiamo festeggiato la caduta del confine tutti insieme sui posti di blocco che erano dopo la guerra così duri, ma quella volta hanno costituito un luogo dove ci siamo abbracciati e abbiamo lasciato dietro di noi una storia triste, ma con una prospettiva luminosa.
Sono a Cepletiskis e mi trovo davanti alla casa dei Muhorovi. Ora vi racconto una storia vera. Il processo di Luico. Un tempo, tanti anni fa, i nostri paesi avevano le comugne, ovvero tutti i contadini erano proprietari di tutti i terreni che circondavano il paese. Non c'era il singolo padrone, ma tutti, andando d'accordo, con tanto di carte, di documenti, di regole, coltivavano i terreni. Ma spesse volte succedeva che purtroppo fra paesi vicini, certe volte certi terreni andavano messi in discussione e si arrivava a dei litigi. E così è proprio successo qui a Cepletiskis, quando un signore ha portato le sue mucche al pascolo verso il paese di Luico, nella valle che si chiama Huda Dolina, ha trovato sul terreno, che secondo lui era di Cepletiskis, un signore di Luico che pascolava le sue mucche. Iniziarono subito la discussione, offendendosi, insultandosi, dicendo che quel terreno era di Cepletiskis, no, era di Luico, e alla fin fine i due cominciarono con maniere pesanti. Il signore di Luico prese una falce, mentre il signore qua di Cepletiskis prese la roncola. Mancava poco che si facessero male, quando il signore di Cepletiskis con la roncola tagliò forte la coda di una mucca. Spaventatosi il signore di Luico chiamò vicino le sue mucche e velocemente le portò verso il suo paese e da lontano gridò: «Questo ti costerà caro». Il signore di Cepletiskis un giorno andò a rastrellare le foglie in un campo proprio dietro il paese con la moglie e i figli. Terminato il lavoro, tornando verso casa, sia i bambini, la moglie e questo signore si accorsero già da lontano che c'era del fumo. Più si avvicinavano al paese e più capirono cos'era successo. Il paese stava bruciando. A quei tempi tutte le nostre case avevano i tetti di paglia e bastava un poco fuoco per bruciare tutto. Si racconta che tutte le case bruciarono, tranne questa dove ora mi trovo, la casa dei Muhorovi. E dopo questa disgrazia la gente iniziò a ricostruire le case, non più col tetto in paglia, ma con le tegole. E da allora tutte le case, non solo di Cepletiskis, ma di tutte le nostre valli, ebbero i tetti in tegola. Ma questa storia, questo racconto non termina qua, va avanti, perché questo litigio fra gli abitanti di Cepletiskis e quelli di Luico proseguì presso un tribunale, presso un giudice. E così si trovarono in ogni paese delle persone fidate che potevano raccontare come erano andati veramente i fatti. Si trovarono davanti al giudice e il giudice chiese a loro di giurare, giurate voi giurate voi davanti a Dio e al Santo Vangelo che voi vi trovate sulla vostra terra? Chiese così agli abitanti di Luico. E questi risposero: sì, noi giuriamo che siamo sulla nostra terra. Dopodiché fece la stessa domanda agli abitanti di Cepletiskis: giurate voi che siete sulla vostra terra davanti a Dio e davanti al Santo Vangelo? Ma a questo punto gli abitanti di Cepletiskis non osarono andare avanti, non pronunciarono il sì che avevano dato quelli di Luico. E così, usciti dal luogo dove si erano riuniti per questo processo, gli abitanti di Luico si tolsero gli zoccoli di legno e fecero cadere per terra tutta la terra che tenevano sotto i loro piedi, e così loro veramente erano sulla loro terra. Qualcuno qui in paese mi ha raccontato che questo fatto è accaduto il 9 aprile del 1868
e da quel giorno in poi tutti gli abitanti di Cepletisches ci tengono tantissimo a ricordare questo avvenimento, questa disgrazia, e ogni anno il parroco celebra il 9 di aprile l'anniversario e quindi celebra una santa messa proprio in ricordo di questo fatto, di questo avvenimento.